È un'occasione meravigliosa quella di oggi, un'inaugurazione di un patrimonio messo a disposizione di tutta la comunità regionale e non solo per la prevenzione, la gestione delle emergenze e i soccorsi. In una terra che appunto ha avuto tanto in termini di solidarietà all'indomani del 6 maggio del 76 e che vuole ancora una volta dimostrarsi strategica nel futuro di questo territorio regionale, nell'occasione di rappresentare a tutti come la messa a sistema di corpi che aiutano le persone nei momenti di emergenza e di difficoltà proprio a Gemona dà un segnale di grande speranza per il futuro, di competenza, di aiuto, di solidarietà che questa terra ha ricevuto e continua a dare da 50 anni a questa parte in ogni occasione di necessità e bisogno. L'apertura di questo nuovo centro di emergenza a Gemona è sicuramente un risultato importante, è il frutto di un lavoro sinergico con il Comune, un investimento significativo della Regione, della Direzione regionale della Protezione Civile, che è ampiamente dimostrato dalla presenza importante e numerosa che oggi vediamo qua. Non è una struttura tradizionale, è una struttura che si compone delle diverse forze che compongono questo sistema e quindi avrà la capacità di dare delle risposte complesse ad un'area molto più articolata dove ci sono presenze di competenze diverse. E questa è una delle prime occasioni nelle quali la Regione è fortemente impegnata per ricordare il sacrificio di tante persone e soprattutto il modello Friuli, che viene ricordato come uno degli esempi più importanti al mondo di ricostruzione.